Bene domenica, che l'amor, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e che resti. Il Vangelo è quel di Luca. In che volte Gesù l'ha chiolto con sé Pieri, Giovanni e Giacomo e all'elà sulla monta prea. Biel caliere da ura prea, la somuse a cambiare flosomie. La sovieste e è diventate candide, sflandorose. E due oms e sono venuti a fevelà con lui. E erano Mosè e Elie, compariste loro glorie. E fevelavano de soppartenze che steve per colmarsi a Gerusalemme. Pieri e i suoi compagni erano chiamati di Siump, ma sono restati sveati e hanno veduto la gloria di quei due che erano con lui. Intanto che si separavano di lui, Pieri ha detto a Cristo: Mestri, c'è ben costinchi? O fare in tre tendis, una per te, una per Mosè e una per Elie. Ma non sapeva ciò che diceva. E intanto che diceva che questi robi sarebbero arrivati un nulla e io a tapponas. E anche a pure quando sono entrati dal nulla. Allora dal nulla è saltato fuori una voce che diceva: quel chi ha legno fi, le let, ascoltailo. Appena che la voce è cessata, Gesù è restato solo. E loro hanno tasuto. E non hanno contato noi a nessuno, dice che aveva inviato. Allora io porto sulla monte, sapete che se Dio ha tal cielo, là sulla monte si va d'ogni di Dio. E difatti io porto lì perché vedo in pratica la sua vita, ma che vedo in tutti gli robis, qui voi di Dio. Ecco, e io porto sulla monte a pregare, perché quando si prega si mette in pratica in contatto con Dio. E lui, intanto che prega, al ben trasfigurato. Bisogna dire la verità che un momento prima di portarlo sulla monte, aveva fevelato, dice che sarebbe stocchiato a Gerusalemme, che lo avrebbe inchiappato, processato e coppato. E che lui urda un segnale, una cerchia di ciò che succederà dopo di che robis lì che aveva contato. Ecco, tanta di una cerchia di risurrezione, però aveva fevelato di passione e dopo avvegnerà la risurrezione. Vedete, è in pratica la vita, dice fate la vita, no? E è fatta di inviare primavere, di notte di disdivore, di feste, di lavoro e di polse, di fatture e di risultati, di avvilimento e di contentezza, è fatta di quelle, di disperazione e di speranze, di umiliazione e di glorie, e anche dall'uomo che al divente figlio di Dio. In pratica, la seconda parte di Zinchi, no? è che trasfigura la prima parte, è fatta di luce e di scuro, è fatta di quelle e di quelle. E come uslei un esempio, diciamo che può essere trasfigurato anche un fatto orrendo, ecco, come quel che gli ha toccato a un certo Antoine Leiry, che hanno coppato la femmina quando hanno marciato dal Bataclan la via, no? O sapete, in Francia dal 17. Pensate, che lui al rivifi, al trasfigure, ci ha toccato. Urdisse a chi che hanno coppato la femmina. Venerdì sera, altri sovesi rubate la vita a una persona che era un spettacolo, che era l'amore della mia vita, l'amare di mio figlio. Ma io perché non so dearai. Io non us conosco e non ho neanche che di conoscius. Vuatri sovesi l'anime muarte. Se che il Dio che tal sono vuatri s'occupais lain, non sa faz lui ogni palotule, tal quar de me femmine e sarà una feride in tal socur. Perché il nous concede l'onor di odeaus, al sares come mettisi sul vostri plan. O altri sovoressis che io vedi pure, cos'è di malfidan vers chi altri, che io sacrifichi la mia libertà per sicurezza.
So si spietais di me dut chest, o le ves piardude. Io sai che dentro di altri so ves una part buine, che come ves tradide, ma che part lì reste pure rampide, anche se si ses comportas mal, e us garantis che te vite o podareis fa anche mo tant ben. E è vero che sono disfatto dal dolore, us lasci vinci per un momento, ma la vostra vittoria durerà poco, perché io sono sicuro che io non scompagnerà tutti i dis di queste vite e che si tornerà a chiatata che il paradiso là che entreranno gli animis liberis, ma non vuatris se non cambiereis. O sin restassi in doi, io e mio figlio, ma o sin pui fuars di tutti gli esercizi del mondo. E questo frutin al vivrà libero e contento, e neanche con lui l'avrei svinte, perché neanche lui us odearà. È una roba grande. Ecco, c'è molto che si può trasfigurare anche il male. Ma tornin, lui ha detto, avessi una parte buona dentro di voi, che lei con le vinduci la parte buona, là che lei sta dentro di noi, il dì del cinese, il Signore alla fevelata, la chiamare segrete, lei sta dentro di noi il Spirito Santo. E che chi può entrare domino, ma non i nostri specchias, i nostri sbagli, no, e neanche il male che nos fa inchiatris, e no che io posso sempre tornare, visaisi, come che è quaresime, a fare un bagno di luce proprio, o lo vedi dentro di noi, che parte buona, che resterà sempre buona, e che io la lidris per avere sempre speranze di poter tornare a partire anche dopo i sbagli, per avere sempre speranze in taccheatris, anche se non sanno deludus, perché anche loro è anche parte lì, che non è mai inquinate dal mal che hanno intorno. Va bene. Allora i due uomini sono comparisi a fevelavin con lui le partenze che aveva di realizzarsi a Gerusalemme. La partenza di Gerusalemme è come che loro, il popolo, l'ha fatta dall'Egitto, de sclavitù verso la libertà. Di conseguenza, chi era de sclavitù, di che era la religione des regulis, ha libertà, da lei, da ur, a lui. Era la nuova religione che è cristiana che nasceva con quel esodo lì. Poi bene, Pieri non l'ha capito proprio da noi, come sempre, che il Vangelo al fa di tutto per fare brutte figure e apposti. Al dis non l'ha capito noi e al dis fa intrattendi, se lui ferma il momento biel, capisci anche non lo fermaresi, senza passare per il brutto di cui si addivini per che il biel, no? E al dis fa intrattendi, una per te, una per Mosè e una per Elia. Al mettere al miec Mosè, all'endiamo al Vecchio Testamento con suo chiaf lui. Non l'ha capito o dicevi noi, ma c'è avuto il Signore e ha voluto bene lo stesso. E allora al drecce lis robis il pari. Caldis, alle calchigno fi preferito che io metto della mia contentezza, ascoltai lui, tanto di alle passate il Vecchio Testamento, alle passate, come si tratta di inviarsi su un modo di crodi alle passaggi di religione e fede. Prima tu sei davanti alle regole dal Vecchio Testamento, ecco, come la nuova religione e ti dà una persona di chialà, di entrare in contatto con lui, di seguire lui, di diventare come lui. Ecco che chi è la nostra religione, visai sempre che noi siamo cristiani e non è che Cristo insieme a Dio, è Dio per noi che insieme a Cristo, di modo che il nostro Dio è Cristo, un Dio che si è fatto uomo e di conseguenza può confrontarsi con Lui e sentirlo da ogni di noi. Allora come prego? Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, tu ti sei trasfigurato davanti ai tuoi amici per far capire ciò che potevi diventare se ti ascoltavi in te. Chiappinos dentro anche noi al nur di grazie che ti involuce te, perché tu sei proprio ciò che noi vorresti niesi.
Fatti vio di trasfigurata anche di noi, e trasfigure sono ridotti in estri svoi, perché ti riconoscedi in noi e ai nostri sfradis. Quanto van ben di viodi perché sono buoni sbiei e in salute, ma anche quanto sono sclagni per via de fan commettete al deserto, e quanto han commettete passione la muse sudate e spudate per via del sfruttamento e de prepotenze, e anche sanganate per via de fuere. Grazie che tu hai schiappato su queste nostre pure umanità per trasfigurare. E allora tutta la nostra vita è di sé una trasfigurazione. Ho vinto di passare, come che us discano un po' di volte, dagli essi oms agli essi Dio, fis di Dio. Questa è la nostra nuova tappa, che viene davanti. C'è un fasino, chialano lui, plan planchin, col chialalo lui o diventin come lui. Coraggio che noi siamo cristiani, non vin regole di osservare, o vin persone di chialà, di restare in cantesemas, di lai daur e di diventare come lui. Buone domeniche e mandi.